ma non solo. Grazie, Grazie. grazie Presidente, buongiorno a tutti. Sì, un tema decisamente poco natalizio, mi rendo conto, se ne scherzava anche con la cancelliera quando abbiamo definito questa relazione di oggi, ma il fatto è che purtroppo il violento pogrom lanciato dai terroristi di Hamas contro i villaggi e gli insediamenti israeliani del sud di Israele attorno alla striscia di Gaza e la guerra contro Gaza hanno riportato al centro dell'attenzione internazionale il tema, peraltro mai risolto, del fondamentalismo terrorista islamico. Ecco, si tratta di una forma di terrorismo fondamentalista che ha molte sfaccettature. Io sono un archeologo, come forse sapete, sono un archeologo del vicino Oriente Antico e mi sono occupato in questi ultimi 15 anni, anzi più a causa del mio lavoro prima in Siria e poi negli ultimi 15 anni in Iraq, di questo tema da un osservatorio, come dire, ahimè, da qualche punto di vista privilegiato, perché come vedete a questa carta conduciamo un progetto archeologico nel nord dell'Iraq che negli anni del califfato islamico, quando il sedicente califfato islamico ha occupato gran parte della Siria settentrionale, dell'Iraq settentrionale, un territorio pari a quello del Regno Unito, grosso modo. Fra il 2014 e il 2017 il nostro progetto si è trovato a lavorare a 10 chilometri dalla linea del fronte con lo Stato islamico, che aveva stabilito, come sapete, una delle sue due capitali, l'altra era Raqqa in Siria, nel nord della Siria, nella valle dell'Eufrate, proprio nella città di Mosul. Ed è proprio a Mosul che inizia questo processo di devastazione sistematica del patrimonio culturale, della memoria storica di Iraq e Siria, di cui noi archeologi del vicino Oriente antico, obtorto collo, ci siamo dovuti occupare in questi ultimi anni. Tutto comincia proprio a Mosul, nel sito della moschea del profeta Giona, il profeta biblico, dove il 14 luglio del 2014 viene fatta esplodere la moschea che custodiva, secondo la tradizione, la tomba del profeta Giona. Ma perché viene distrutta questa moschea in un atto, come vedremo, veramente programmatico che preannuncia la politica di sistematica devastazione del patrimonio culturale che sarà perseguita dall'ISIS nei mesi, negli anni a venire? Ecco, il punto è che la moschea del profeta Giona era una moschea costruita sulla tomba appunto di questo profeta, un profeta biblico, un profeta naturalmente legato anche alla religione cristiana e un profeta altrettanto importante nell'Islam. Era quindi sempre stata un luogo di pellegrinaggio dei fedeli appartenenti alle tre grandi religioni del libro, le tre grandi religioni monoteistiche. In questo senso, quindi, era il simbolo della convivenza pacifica all'interno dell'Iraq delle diverse fedi monoteistiche. E proprio per questo il primo atto, l'esordio della devastazione portata avanti dall'ISIS per anni, si concentra sulla distruzione appunto di questa moschea. Ma perché l'ISIS ha distrutto i monumenti dell'antichità pre-islamica, ma anche i monumenti dello stesso Islam, come del resto hanno fatto già prima dell'ISIS, occorre dirlo, anche altre formazioni fondamentalistiche islamiche, come i talebani, ricordiamo tutti, no? Nel marzo del 2001 la distruzione dei Buddha di Bamiyan, in questa remota valle dell'Afghanistan, o gli stessi terroristi affiliati ad Al-Qaeda in Mali, dove a Timbuktu sono stati distrutti vari mausolei medievali. Ecco, le parole chiave per spiegare perché l'ISIS si lancia in questa sistematica campagna di devastazione del patrimonio culturale sono tre: idolatria, apostasia ed eresia. Secondo l'ISIS dovevano essere distrutti tutti i siti archeologici, i musei, i reperti dell'antichità,
i santuari e le tombe, tutti i luoghi di culto non islamici naturalmente, dell'età della Jahiliya, l'età dell'ignoranza della parola di Dio naturalmente, ma anche i siti islamici sciiti, quindi quelli degli eretici sciiti, ma anche i monumenti sunniti, se si trattava di mausolei o di moschee funerarie come appunto la moschea del profeta Giona a Nebi Yunis a Mosul, ma anche i monumenti, le biblioteche, proprio perché tutti questi monumenti e siti, testimonianza delle culture del passato che si sono succedute in Siria e in Iraq, offendevano la assoluta purezza del monoteismo islamico, del monoteismo coranico di matrice salafita, ispirato cioè da quelli che nel Corano e negli hadith, la tradizione, no, delle detti del profeta, sono chiamati i salaf as-salihin, cioè i pii antenati. Chi sono i pii antenati? Sono i compagni del profeta, perché è all'epoca dei compagni del profeta che l'Islam fondamentalista di matrice salafita e di matrice wahhabita anche, quindi saudita, intende riportare prima di tutto l'intero mondo islamico e non soltanto. Bene, con questa distruzione della moschea del profeta Giona ha inizio una serie devastante di distruzioni di opere d'arte, monumenti, siti archeologici, il museo di Mosul, qui lo vedete nello stato in cui è stato rinvenuto dopo la liberazione di Mosul nel marzo del 2017, il sito archeologico di Ninive, l'ultima capitale del grande impero assiro, il primo impero per così dire globalizzato della storia, la devastazione della grande città carovaniera di epoca romana, romano-partica di Hatra, la distruzione dei rilievi assiri nel palazzo di Assur-Nasir a Nimrud, ma anche in Siria, non soltanto in Iraq. Qui vedete la distruzione del grande tempio di Bel, il tempio principale di questa grande città carovaniera di epoca romana che fu Palmira, e sotto la distruzione del tempio di Baal Shamin, Baal signore del cielo, a Palmira. L'assassinio di Khaled el-Assad, l'ex direttore del museo archeologico di Palmira, assassinato nell'agosto del 2015 a Palmira, e sotto vedete questa terribile scena di esecuzione di massa di soldati siriani abilmente coreografata nello scenario del teatro romano di Palmira. Ma sono gli stessi terroristi che ci spiegano perché il patrimonio dell'antichità islamica e preislamica deve essere distrutto. Questi oggetti, dice questo signore nella sua impeccabilmente stirata e bianchissima galabia, non c'erano al tempo del profeta e dei suoi compagni, i Salaf as-Salihin. Sono stati esumati dai seguaci di Satana, che siamo poi noi archeologi. Il profeta ha tirato giù con le sue mani gli idoli quando è andato alla Mecca. Ci ha ordinato di distruggere gli idoli, e qui ci si riferisce a un famoso episodio della distruzione degli idoli pre-islamici che il profeta Maometto trova nella Kaaba alla Mecca quando appunto conquista la città della Mecca, come si vede in questa miniatura tardo cinquecentesca. Ma ancora, andiamo a distruggere il museo degli inglesi. Cos'è il museo degli inglesi? È il museo di Mosul, il museo archeologico di Mosul. Quindi al fondo di questa azione distruttrice vi è proprio una volontà che è prima di tutto politica e ideologica e non soltanto religioso-identitaria, di distruggere l'identità nazionale di questi paesi, Iraq in questo caso, ma anche la Siria, scaturiti proprio dal disegno dei confini da parte delle potenze coloniali, le potenze mandatarie, quindi Francia nel caso dell'Iraq e l'Inghilterra, attraverso l'accordo Sykes-Picot del 1916. E ancora, quando Dio ci ordina di rimuoverli e distruggerli, per noi diventa semplice e non ci interessa che il loro valore sia di milioni di dollari. Ma è vero tutto questo? È stato veramente così? No, non è stato naturalmente così, perché a fianco
di questa azione sistematica di distruzione della memoria dell'antica Mesopotamia e anche appunto dell'Islam medievale, l'ISIS porta avanti un'azione capillare di non solo devastazione ma anche di saccheggio, quindi di scavo clandestino, di saccheggio e di commercializzazione illegale dei reperti rivenuti in questi siti archeologici. Qui vedete la grandiosa e famosissima fortezza e città ellenistica di Dura Europos in Siria, nella valle dell'Eufrate, a sinistra in alto, prima del saccheggio, il sito esplorato archeologicamente soltanto in maniera parziale, era ancora intatto, e poi vedete nella foto satellitare a destra dell'aprile del 2014, quando il sito fu completamente devastato dagli scavi appunto di tombaroli finanziati e sostenuti dall'ISIS. Questo vale non soltanto per Dura Europos, ma vale per centinaia di siti archeologici della Siria e dell'Iraq. Qui vedete la città di Mari, grande capitale dell'età del bronzo, in particolare il bronzo antico, il bronzo medio, terzo e secondo millennio avanti Cristo, con i saccheggi sistematici, come vedete, pervasivi del sito. Ecco, ma questo succede in Siria e in Iraq non soltanto nelle aree controllate dall'ISIS, ma succede naturalmente anche nelle aree controllate dalle truppe governative. Qui vedete la città di Apamea, altra fondazione ellenistica, poi romana, con il suo famoso colonnato con colonne tortili lungo più di 1 chilometro. In alto a sinistra una foto del 2011, il sito era ancora intatto, esplorato solo dagli archeologi, e in basso a destra, nell'aprile del 2012, il sito trasformato in un paesaggio lunare dai saccheggi di chi? Dei terroristi? No, della popolazione impoverita come conseguenza della terribile guerra civile siriana in un'area controllata quindi dal governo, dal regime di Assad. Quali sono stati i siti saccheggiati? Potrei dire tutti, come vi mostra questa carta. Si tratta sia di siti archeologici ubicati nel nord-est della Siria, nell'area controllata dalle milizie curde, il Rojava, di cui si è sentito molto parlare in questi anni, sia nell'area in azzurro, occupata e controllata dallo Stato islamico, ma anche nell'area controllata dal regime, la gran parte della Siria al di qua dell'Eufrate, oppure le regioni del nord della Siria controllate dalle forze di opposizione, che altro non sono che gruppi affiliati ad Al-Qaeda. Ma se si guarda più in dettaglio l'entità dei saccheggi condotti, si nota come i saccheggi più massicci si siano concentrati nell'area in mano alle truppe del regime di Bashar al-Assad, dove i massicci saccheggi crescono quasi del 23%, e soprattutto nell'area controllata dall'ISIS, il 43% di saccheggi di siti archeologici in più. Cosa cercavano e cosa cercano tuttora queste formazioni fondamentaliste islamiche? Un po' di tutto, si va dagli oggetti più semplici di minor valore in termine economico, come per esempio ceramiche e vasi, a opere d'arte invece di grande pregio, come questa statuetta ricoperta di foglia d'oro di una divinità, o i famosi rilievi funerari di Palmira, qui una serie di rilievi recuperati dalla Direzione Generale dell'Antichità dei Musei di Siria. La situazione diventa così grave che l'ICOM pubblica una serie di liste rosse, come vengono chiamate, per allertare le forze di polizia di frontiera, le dogane, e per far capire appunto a queste forze dell'ordine quali potrebbero essere le tipologie di materiali archeologici che sarebbero potute passare attraverso le frontiere. Vedete a sinistra una lista rossa delle antichità della Siria, a destra, a sinistra dell'Iraq, e all'estrema destra dell'Afghanistan, materiali archeologici afghani. Noi siamo informati abbastanza in dettaglio su come l'ISIS conduceva quest'opera di sistematica spoliazione del patrimonio culturale di Siria e Iraq, e lo sappiamo grazie a un raid delle forze speciali americane nel marzo del 2015 che conquistano un sito dove si trovava a nascondiglio
di questo signore, Abu Sayyaf si chiamava, presso l'odierna città di Deir ez-Zor, quindi nel sud della Siria, al confine con l'Iraq. Chi era questo Abu Sayyaf? Era un ministro dell'ISIS, di un ministero che si chiamava in arabo coranico Diwan al-Rikaz, che vuol dire il ministero, il dipartimento di tutte quelle cose preziose che si trovano sottoterra, quindi il gas, il petrolio. Naturalmente l'ISIS ha fatto i milioni sfruttando clandestinamente i giacimenti petroliferi della Siria nord-orientale, il gas, naturalmente i minerali, ma ovviamente anche i materiali archeologici, i reperti archeologici, e nella foto a destra numerosi reperti archeologici rinvenuti nel nascondiglio di Abu Sayyaf, dove però vengono recuperati anche gli archivi di questa sorta di sovrintendenza quasi dei beni archeologici che l'ISIS aveva messo in piedi. E questi pizzini, perché di pizzini si tratta, ci informano anche in dettaglio sul modus operandi. Guardate quello di destra, che è particolarmente significativo. Pace su di voi. Vogliate cortesemente nominare il nostro fratello Abu Sayyaf agli iraqi direttore dell'ufficio dell'antichità, poiché egli è un esperto in questo campo e di questo sia lecito dubitare naturalmente. Il nostro fratello, o missis, non può dirigere l'ufficio dal momento che egli è semplice e non è ferrato in questo campo. Inoltre, le persone che lavorano in questo ambito hanno una fede debole e Abu Sayyaf, e su questo non c'è da dubitare, sa bene come trattarle. Quindi vedete anche un lessico così molto formale, burocratico, no? Bene, ecco, e attraverso documentazione come questa noi sappiamo che l'ISIS concedeva vere e proprie licenze di scavo a gang di scavatori di tombaroli clandestini, iracheni e siriani, in cambio di che cosa? In cambio della tassa Khums. Khums in arabo significa 5, viene dalla parola araba khams, che significa 5, che indica la quinta parte del bottino che le truppe califfali dovevano appunto destinare allo Stato, al califfo. Quindi è una tassa, diciamo, dell'epoca appunto dei califfi, di epoca medievale, che l'ISIS, una tassa coranica che l'ISIS rimette in funzione per concedere queste licenze di scavo. Ci dobbiamo però anche chiedere, ahimè, se soltanto l'ISIS è responsabile di questo saccheggio sistematico della memoria dell'antica Siria e dell'antico Iraq. E purtroppo non è così, e ce lo dimostrano i conti, ce lo dimostrano i soldi. Questa tabella, vedete, raccoglie il valore delle opere d'arte, dei pezzi da collezione dell'antichità importati negli Stati Uniti fra il 2011 e il 2013. Sono dati delle dogane americane, la dogana di New York nello specifico, che mostrano come fra il 2012 e il 2013, quindi quasi 2 anni prima dell'avvento al potere in Siria e in Iraq dell'ISIS, l'importazione di opere d'arte antiche dalla Siria era salita quasi del 135% e dall'Iraq addirittura quasi del 500%. Cosa vuol dire? Vuol dire che il saccheggio dell'antichità della Siria e dell'Iraq era cominciato ben prima dell'ISIS, e che l'ISIS, in altre parole, arriva buon ultimo in questo scempio della memoria della Mesopotamia. Cioè prima dell'ISIS c'è un Iraq 1.0 che dal punto di vista cronologico si colloca proprio fra la prima guerra del Golfo, 1991, e il 2003, la seconda guerra del Golfo, con l'infausta invasione anglo-americana dell'Iraq, che ha portato sì alla caduta del regime di Saddam, ma ha lasciato in eredità anche la nascita dell'ISIS e ha consegnato l'Iraq di fatto all'Iran. Alla fine della prima guerra del Golfo, nel 1991, il governo iracheno invia una lettera al direttore generale dell'UNESCO per notificare un elenco, quindi, dei danni di guerra causati ai musei, ai siti archeologici, alle biblioteche, descrivendo il saccheggio di molti di questi siti. Questo appello viene ignorato sia dai media sia
dalle istituzioni internazionali, cade nel nulla, nessuno si muove, l'UNESCO non muove un dito e neanche l'Interpol inizia appunto delle indagini per arginare questa emorragia di opere d'arte che vengono saccheggiate in Iraq e esportate in tutto il mondo. Il risultato sono paesaggi lunari come questi che vedete, dozzine di siti archeologici forati come groviere, come vedete, dal saccheggio appunto clandestino all'inizio degli anni 90. La situazione diventa così grave che nel 1994 un gruppo di archeologi e di accademici internazionali pubblica il cosiddetto appello internazionale di Baghdad per cercare di proteggere il patrimonio culturale iracheno. È un appello contro il traffico illegale dell'antichità che contiene anche un codice etico di comportamento per tutti coloro, archeologi in primis, che hanno a che fare con materiali che potenzialmente sono stati esportati, anzi contrabbandati illegalmente da Iraq e Siria. È un dossier di documentazione che rivela la gravità proprio di questa congiura del silenzio internazionale che ha di fatto sostenuto e protetto un saccheggio di uno dei patrimoni culturali più ricchi del mondo negli anni 90 del secolo scorso. Sarà necessario arrivare all'aprile del 2003, al clamoroso saccheggio del museo di Baghdad, perché finalmente la comunità internazionale si renda conto di quello che sta succedendo in Iraq. L'11 aprile del 2003 la popolazione di Baghdad e all'interno naturalmente dei gruppi di saccheggiatori, anche gang specializzate nel saccheggio di materiali archeologici, depredano, mettono a sacco il museo di Baghdad, il più grande museo del Vicino Oriente. Vengono razziati 15.000 reperti, solo 7.000 di questi 15.000 reperti saranno recuperati, fra cui questi 3 capolavori che vedete qui, 2 a sinistra della fine del IV millennio a.C. e la statua in bronzo a destra di Bassecchi della fine del III millennio, ma più di 8.000 reperti sono ancora dispersi. Dove finiscono tutte queste antichità saccheggiate in Siria e Iraq? Ce lo dimostrano le indagini sia giornalistiche sia le indagini dell'Interpol. Ironicamente la stragrande maggioranza di questi reperti finisce dove? Finisce proprio in Occidente, finisce da noi, finisce in Europa, finisce in America settentrionale, cioè proprio nelle società che ironicamente erano il bersaglio e sono tuttora il bersaglio principale dell'ISIS. Ecco, le ricerche condotte hanno mostrato molto chiaramente come tutte le antichità pre-islamiche, cioè dell'epoca insomma classica e preclassica, tendano ad essere preferite appunto in Occidente, Europa, America settentrionale, anche Giappone, mentre invece le antichità islamiche tendono a finire soprattutto nei paesi del Golfo. E i responsabili di questo grande saccheggio del patrimonio archeologico della Mesopotamia, oltre naturalmente all'ISIS, oltre ai saccheggiatori e gli intermediari, però sono altri, e questi altri risiedono appunto soprattutto nei paesi del nord del mondo, e sono sostanzialmente 3: i collezionisti privati, le grandi case d'asta e i grandi musei. Non tutti, naturalmente, non si può generalizzare, però ecco, certo, sicuramente molti di essi. A sinistra vedete una favolosa testa di toro alato assiro della fine dell'VIII secolo a.C., pezzo rarissimo, sequestrato alla dogana di New York nel 2008, inviato ad un collezionista statunitense da un trafficante di Dubai, valore dichiarato alla dogana $6.500, valore reale più di 1 milione di euro, paese di provenienza dichiarato la Turchia, ovviamente per non attirare l'attenzione della dogana indicando l'Iraq, ma come vedete a destra
I collezionisti sono di molte specie, ci sono i grandi collezionisti, ma ci possono essere anche piccoli collezionisti, come chiunque di noi può spendere una manciata di dollari per acquistare delle monete, per esempio, razziate nel sito ellenistico e poi romano di Apamea in Siria. Ma naturalmente, come dire, il grosso di queste attività si svolge all'ombra di attività del tutto legali, quelle condotte dalle case d'asta. Quello che vedete qui è un caso clamoroso, Bonhams, una delle più grandi case d'asta dopo Sotheby's e dopo Christie's, che cerca di vendere nel 2014 una preziosissima, importantissima stele di basalto con iscrizione cuneiforme di un re assiro della fine del IX, inizio dell'VIII secolo, una cui parte già si trovava dal 1881 al museo britannico, al British Museum di Londra, con provenienza da questo sito archeologico di Tel Sheikh Ahmed in Siria orientale. I due pezzi, come vedete, coincidono, combaciano completamente. Bene, questa stele viene presentata come appartenente a una collezione privata svizzera, è stata trasmessa di padre in figlio per via ereditaria negli anni 60, quindi prima che entrasse in vigore la famosa Convenzione UNESCO del 1970 che proibisce il traffico di materiali archeologici di provenienza sconosciuta o illecita, quindi basta semplicemente dichiarare che un oggetto è nella proprietà di un collezionista da prima del 1970 e si crea quindi una vernice, un documento di verginità che protegge qualsiasi collezionista. Bene, questa vendita di Bonhams è stata poi bloccata, ma ecco, certo il tentativo è stato fatto. E sicuramente lo scandalo più colossale, ancora più recente, di una decina di anni fa, la scena sono gli Stati Uniti, dove la comunità cristiana evangelica è costantemente alla caccia di manufatti della cultura giudeo-cristiana, tanto da avere costituito e avere incrementato, perché questo è il problema naturalmente, acquisendo materiali archeologici trafficati illegalmente si incrementa lo scavo clandestino di siti archeologici. E nel 2010 Steve Green, che è il fondatore di Hobby Lobby, che è una catena di vendita al dettaglio di oggetti d'artigianato, di oggetti d'arte americana, inaugura a Washington il suo museo della Bibbia e lo infarcisce di migliaia e migliaia di pezzi saccheggiati e contrabbandati illegalmente negli Stati Uniti. Tanto che nel 2017 viene condannato a restituire 3.600 tavolette cuneiformi contrabbandate dall'Iraq e 3 anni dopo a riconsegnare a Iraq e Egitto ben 11.500 manufatti fra papiri, frammenti di Antico Testamento, tavolette cuneiformi, una preziosissima e importantissima tavoletta che contiene un frammento del poema di Gilgamesh. Ecco, quindi di fatto siamo sempre dove eravamo già alla metà dell'Ottocento, quando agli albori delle ricerche pionieristiche condotte dalle potenze coloniali in Occidente, il flusso dei reperti che venivano estratti, e uso proprio il termine estratti in senso tecnico per indicare come il sito archeologico venga concepito ancora oggi come spesso una miniera da cui estrarre naturalmente metalli e minerali preziosi, e va questo flusso dai paesi più deboli politicamente, economicamente, più indebitati del sud del mondo verso invece i paesi più stabili, più ricchi e solidi e forti del nord del mondo. C'è una speranza di miglioramento in questo quadro, mi rendo conto, fosco che vi ho fatto. Sì, qualcosa si muove, perché nel 2016 la Corte Penale Internazionale, vedete, ha condannato Ahmad al-Mahdi a 9 anni di reclusione per avere partecipato come membro di Ansar ad-Din, una milizia tuareg filo-qaedista, al saccheggio e la devastazione dei mausolei del XV-XVI secolo di Timbuktu. E questa è stata una sentenza veramente epocale da questo punto di vista, perché
È stata la prima volta che il Tribunale Penale Internazionale è stato invitato da uno Stato, in questo caso lo Stato del Mali, a pronunciarsi sulla distruzione di monumenti culturali. Ed è stata soprattutto la prima volta, per quanto strano possa sembrare, che una Corte Penale Internazionale ha classificato il saccheggio e la distruzione di siti archeologici come crimine di guerra, qui uno dei mausolei restaurati. Ecco, però purtroppo occorre ammettere che tutte le armi messe a punto dalla comunità internazionale per contrastare il traffico illegale di antichità, quindi le varie leggi nazionali tutte scordinate fra di loro per proteggere il patrimonio culturale, gli accordi ONU, la famosa convenzione del 1970, fino ad oggi sono state armi veramente spuntate, perché gli stati di origine di questo patrimonio culturale, con l'eccezione forse di Italia e Grecia, non hanno gli strumenti per proteggere il proprio patrimonio culturale. Quindi i recuperi, le restituzioni anche da parte di enti museali prestigiosi come il Metropolitan Museum o il Getty Museum rimangono ancora episodi sporadici, occasionali, tanto che quando succedono meritano le prime pagine, no? Dei giornali. Ecco, pensate, e questo è un esempio credo abbastanza così plastico, che l'Italia, quindi una potenza dal punto di vista, come si dire, del patrimonio culturale, è riuscita a farsi restituire il famoso cratere di Eufronio scavato da Tombaroli nella necropoli di Cerveteri nel 1971 e acquistato dal Metropolitan nel 1972, è riuscito a farselo restituire solo quasi 40 anni dopo, nel 2008. Immaginiamo quindi cosa possono fare stati come l'Iraq o la Siria. E pensate anche, con questo mi avvio alla conclusione, che la famosa Dichiarazione universale dell'UNESCO sulla diversità culturale, la sua importanza, è soltanto del 2001, quindi poco più di 20 anni fa, quella dichiarazione epocale che sancisce che il patrimonio culturale tangibile e intangibile è parte dell'eredità culturale dell'umanità. Il patrimonio culturale è la pietra angolare dell'identità dei popoli, ma è anche una risorsa di dialogo, coesistenza e comprensione fra popoli, perché la diversità culturale è una risorsa inestimabile per l'umanità intera. Tutto questo ci viene detto in maniera sicuramente più semplice, ma proprio per questo più potente, e con questo concludo, da questo cittadino di Mosul che vedete in questo video. أنا صار لي هنا ولادتي مواليد 1944 خلقت بها وآبائي وأجدادي القدماء بحدود 750 سنة ساكنين هم هنا. هذه المنارة صار لها 1000 سنة. آبائي وأجدادي عشنا هنا. تصور إنه أنا طفل عندما يصير الحرارة الجو حار أنا كنت أطلع فوق أنام للهواء البارد يجيني. فهذه أصبحت جزء من عندنا، من إحساسنا بدمنا. يعني من فقدناها فقدنا شيء في داخلنا صعبة. الشيء الثاني تعود كل الناس اللي كانت سابقا. تصور انه كان اخواننا المسيحيين هاي المنطقة هناك يقولوا لها الساعة كانوا يقومون مراسيم مال عيد الصليب. احنا كنا نشاركهم مسلمين، احنا كنا نشاركهم وكذلك باقي القوميات نشاركهم بمناسكهم. فاحنا نريد نرجع هذاك الوقت اللي كنا كلنا متحابين ومتآثرين، كردي وعربي وشبكي ومن كافة القوميات. هذه الوطن للجميع. Grazie.